Abbiamo con questa manovra rimesso un attimo in ordine rispetto ai nuovi tagli del governo quello che era il nostro bilancio. C'è stato un confronto tutto sommato positivo e costruttivo anche con le opposizioni, alcune segnalazioni sia della maggioranza, alcune sensibilità che della minoranza sono state accolte. Ovvio che questo comunque su tutta una serie di temi è stato un dibattito propedeutico a quello che dovrà essere il bilancio di previsione, cioè qualcuno diceva buttate via il bambino con l'acqua sporca, noi diciamo che siamo assolutamente pronti a recuperare nel prossimo futuro ciò che di buono c'era alla luce anche di quelle che sono le reali risorse a disposizione. Ribadiamo che alcuni temi infrastrutturali, anche se oggi viene tolto il capitolo di spesa, vanno presidiati assolutamente dalla Giunta e mi riferisco alla variante della statale 12 che riguarda l'ingresso a Verona e alla variante della statale 10 che collega la Bassa Veronese con il Padovano, Montagnana, Este Monseice. Oggi non ha vinto l'opposizione o la maggioranza, oggi ha vinto il Consiglio regionale. Grazie a un lavoro fatto questa mattina abbiamo trovato un'intesa che ci ha permesso di poter garantire ancora dei servizi fondamentali per quel che riguarda la rete del sociale, anche se purtroppo siamo costretti ogni anno a dei tagli pesanti a causa delle ristrettezze economiche spesso e volentieri imposte dal governo centrale. Noi abbiamo dovuto ovviamente eliminare i 50 milioni di marchette approvate nella passata legislatura, in più abbiamo dovuto fare tutta una serie di razionalizzazioni perché abbiamo delle emergenze che sono ad esempio i disabili sensoriali e i forestali, ma abbiamo anche l'emergenza per quel che riguarda le province dove entro fine anno saremo costretti a stanziare circa 28 milioni del nostro bilancio a causa di una legge dello Stato che ci obbliga a fare questo. Rispetto alla passata legislatura trovo un'opposizione molto più matura, un'opposizione che cerca di trovare un'intesa con la maggioranza. Adesso ci aspetta un lavoro molto importante che è realizzare una legge quadro sul sociale, una legge molto importante che ci permetterà di rilanciare questo importante settore del nostro Veneto che purtroppo negli ultimi anni ne ha risentito in particolar modo dei tagli centrali. Zaia ha dovuto fare un passo indietro grazie alla tenacia e anche all'unità di tutta l'opposizione. Siamo riusciti a salvare il sociale, i centri antiviolenza, tutti i servizi legati alla disabilità sensoriale. Una vittoria importante che abbiamo conquistato grazie al fatto che abbiamo fatto tutti fronte comune contro questa manovra che era a dir poco scellerata. Sicuramente aver fatto fronte comune ci ha fatto conquistare credibilità per portare avanti quelle battaglie. Sappia Zaia che l'opposizione sarà compatta e unita quando soprattutto in gioco c'è la persona e i diritti alle famiglie. L'avevamo promesso e abbiamo mantenuto, abbiamo salvato il sociale, siamo riusciti, grazie a una lotta senza quartiere, a recuperare i soldi necessari per dare quel giusto e doveroso contributo ai cittadini più bisognosi, penso ai non autosufficienti, ai disabili, ai ciechi, ai sordi e a tutte le persone di cui ne hanno veramente bisogno. Tutte le minoranze hanno deciso giustamente di togliersi spille e spillette vari colori politici perché oggi siamo di fronte a una battaglia che non ha colore politico perché è per i cittadini veneti, con i cittadini veneti e in questo va anche ringraziato il buon lavoro che è stato fatto da tutte le opposizioni in maniera compatta e anche dalla maggioranza che ha accolto le nostre richieste e ci ha dato modo di portare a casa questo risultato importantissimo.